L'Ebola è dovuto a una malattia virale che ha come serbatoio, possiamo dire, alcune specie di animali. In particolare, sapete, il pipistrello, no? Che possono contaminare quindi anche gli esseri umani attraverso animali infettati dal virus. I sintomi sono quelli classici di una febbre importante, di manifestazioni di febbre elevatissime con brividi scuotenti, di fenomeni, si chiama anche emorragico, no? Di fenomeni anche di emorragia delle mucose. In genere si considera che i 21 giorni sia un periodo assolutamente congruo per vedere se ci sono manifestazioni legate appunto alla febbre, al mal di testa, alla debolezza, ai dolori articolari, al vomito, alla diarrea, al mal di stomaco, che sono i sintomi, diciamo, comuni. Poi ci sono quelli un po' più specifici, che sono gli arrossamenti cutanei, le congiuntiviti tipo l'occhio rosso, faccia conto, con mal di gola, tosse. Ecco, direi che la prima manifestazione è il controllo di una persona con febbre alta che viene da luoghi a rischio. Provenire da luoghi a rischio dunque come Guinea, Liberia e Sierra Leone, dove sono stati chiusi tutti i luoghi di aggregazione, un'epidemia senza precedenti e l'allarme di Medici Senza Frontiere che rischia di estendersi anche ad altri paesi, tanto da preoccupare anche i governi europei. Condivisa anche da Scassola la posizione del presidente Zaia, anche se al momento non si può ancora parlare di pericolo per il nostro territorio. Il governatore fa bene a preoccuparsi, a mandare a livello nazionale il suo allerta. Sappiamo che questo allerta è già presente da molto tempo sul territorio veneto e sul territorio nazionale.